La persona sotto alla tuta e la mascherina è Nicoletta, la titolare di un locale a Monastir chiuso come tutti gli altri da oltre 2 mesi. Ma lei di fatto non ha mai smesso di preparare piatti nella sua cucina dietro al bancone, solo che li fa per quelli che lei chiama i suoi nonni. Mi basta, oddio, la gioia, vedere negli occhi di queste persone, la gioia di vedere qualcuno, soprattutto in questo periodo, che non possono andare a trovarli i nipoti, i figli. A loro basta poco, basta la presenza di qualcuno, Perché diciamo in realtà non è un problema di diciamo, difficoltà economiche avere il pasta, assolutamente ma no. è un altro tipo di problema, cioè la solitudine. È la solitudine, il problema sì. Così, da oltre 2 mesi, ogni giorno, domeniche incluse, Nicoletta, come oggi con le uova e gli asparagi, prepara in sicurezza i piatti, li mette al caldo nel bagagliaio dell'auto e poi via verso chi la sta aspettando. Adesso andiamo da Beppi. Prendiamo per primo. Peppi chi è? Beppi è un nonno che lo voglio adottare. E Beppi, più che gli asparagi, aspetta il sorriso quotidiano di Nicoletta. Eccomi qua. Ciao Beppi, Ciao. come stai? Tutto male. Ascolta, io appoggio qua, dopo prendi te. Sì, Tutto a posto? sì, sì. Bene. Vorrei darti un abbraccio, ma aspettiamo che Lo so poi il picco me la volta adesso. E poi via verso nonna Egle, 97 anni e non sentirli. Buongiorno! Dove vai? Non mi eri riconosciuta. È bianco. Dove vai vestito? Ciao! Buongiorno. Cosa mi dai là? Lei ogni tanto mi dai dietro. Oggi uova e asparagi oggi. Questa signora qua da Pasqua, da Pasqua. Ah, quando è iniziata? Beh, sempre portare, ogni giorno. Brava, è una brava ragazza. Una missione? Una passione? Nicoletta in fondo non sa spiegare bene cosa l'anima. Certo è un'emozione forte, visto che per lei non terminerà con la fine dell'emergenza contagio. Adesso che è stata tutta questa restrizione, no? Che i nipoti non potevano venire, magari chi abita a Milano, chi sono rimasti soli, farli sentire al sicuro, non soli, protetti, ecco. E tu andrai avanti a fare questa cosa fino a quando? Per sempre. Andrò avanti per sempre.